Allora, stiamo parlando anche di criticità. Direttore, avevamo accennato al discorso appunto dei cinghiali. Sì. Ne parlava all'inizio il direttore che non è una cosa di poco conto, siamo tranquilli adesso, quindi tranquillizziamo i telespettatori, non ci sono problemi e tutto, però bisogna attuare delle procedure di grande cautela per evitare eventuali contaminazioni, no? Assolutamente sì, perché attualmente i cinghiali sono praticamente una bomba d'orologeria. Io spero sempre che la peste suina non raggiunga i colli, ma qualora dovesse farlo, se noi sommiamo la mortalità che ha la peste suina per il numero di cinghiali presenti nei colli ugani, capiamo bene che probabilmente resterebbe per molto a lungo la peste suina nei colli. Se non riesci più a debellarla con tutti questi cinghiali. Esatto, e sarebbe un grossissimo problema per tutti gli allevamenti, non solo quelli più strutturati, ma anche per l'allevamento familiare o di un agriturismo personale, diciamo piccolino, che non potrebbe avere le risorse per mettere in sicurezza i propri animali. Però anche perché la contaminazione, come diceva prima il direttore fuori onda, è facile, purtroppo è molto semplice una volta che questi arrivano in prossimità di dove stanno questi allevamenti, no? Sì, l'esempio più classico che mi viene in mente è quello di un escursionista che va a farsi una passeggiata e calpesta con la suola della scarpa una foglia piuttosto che un residuo organico di un animale infetto e lo può portare in giro tranquillamente con estrema facilità. E se si avvicina appunto a un allevamento di maiali che magari lo vede perché sta pascolando tranquillo allo stato brado, molto probabilmente il rischio di contaminazione è elevatissimo in questo caso ed è assolutamente facile. Qua stiamo vedendo degli animali, appunto dei maialini, li vediamo appunto normalmente dove sappiamo che stanno, cioè dentro questi recinti, non escono e sono in qualche modo tutelati nel loro percorso. Come avviene lì, come può avvenire la contaminazione in questi grandi allevamenti? La contaminazione può avvenire in molteplici modi. Quando si parla di biosicurezza sugli allevamenti si parla appunto di isolare in maniera quasi ermetica gli allevamenti dall'esterno e l'isolamento vuol dire sia la parte delle recinzioni ma soprattutto anche per quanto riguarda... Questo è il lavoro questa qua è l'aratura dei cinghiali. Sono i cinghiali che provocano dissesti idrogeologici importanti nei colli, ma oltre a questo anche tante altre cose. E appunto stavo dicendo che l'isolamento deve avvenire anche con la non entrata di persone estranee all'allevamento e quindi la possibilità e necessità della disinfestazione sia per quanto riguarda i camion che portano i mangimi, sia per quanto riguarda le attrezzature e anche per quanto riguarda le persone che entrano all'interno di allevamenti. Però, o i macchinari, diceva lei anche. Sì, come è stato detto, quando si parla di allevamenti strutturati, però noi abbiamo migliaia di aziende familiari che hanno i maiali, migliaia, e queste come possono mettersi in regola su tutto quanto questo? Io penso che oggi la parola d'ordine è emergenza e quindi nell'emergenza dobbiamo trovare anche una soluzione nel dire alle aziende che anche familiari che hanno qualche maiale per casa che probabilmente è arrivato il momento di stare attenti nel continuare l'allevamento in queste situazioni, perché siamo su una situazione emergenziale e quindi su una situazione emergenziale ci devono essere anche interventi di emergenza. Dobbiamo controllare sui allevamenti strutturati di reddito e dobbiamo far capire alle migliaia di altre aziende che hanno i maiali per uso proprio di stare molto attenti nel mantenere questo allevamento, insomma, ecco. Quindi il rischio è la chiusura, praticamente con danni. Sì, ma magari cerchiamo anche di tenere, voglio dire, di chiudere la macerazione in questo periodo e poi vediamo l'espandersi della malattia, perché se è a 70 km siamo molto preoccupati come mondo agricolo della situazione difficile che si può creare. Il rischio per il comparto suinicolo è di perdita di 10 milioni di euro in 12 mesi almeno, avete stimato? E non sì, ma è un rischio molto, voglio dire, è un rischio di fatto, insomma, le nostre aziende, soprattutto le nostre aziende strutturate di suinicolo che abbiamo sia nella bassa padovana ma anche nell'alta padovana, che producono prodotto di alta qualità, i prosciutti DOP
San Daniele, di Parma ed altro, e anche quello di Montagnana, cioè, voglio dire, siamo a rischio di queste aziende, quindi aziende strutturate che hanno fatto migliaia, se non centinaia di migliaia di investimenti sulle aziende che si trovano in questa situazione. Scrive un telespettatore, mi spiegate perché i Colli Euganei non sono così riconosciuti a livello turistico eppure sono meravigliosi? Nella zona sono conosciuti abbastanza o no? Nella zona sono conosciuti, proprio in questo periodo è stato riconosciuto anche il MAB UNESCO e quindi un ulteriore elemento di valorizzazione dei colli. Ha ragione il nostro telespettatore, oggi vi è la necessità di tutto il settore, di tutti i settori, sia la parte agricola ma anche turistica, commerciale, di far valorizzare i Colli Euganei e il territorio dei Colli Euganei. Io aggiungo anche l'altro aspetto importante, che nella valorizzazione del territorio ci devono essere gli agricoltori. Se non ci sono gli agricoltori il territorio decade, lo abbiamo visto, lo vediamo nelle nostre montagne, lo vediamo anche in parte nei Colli Euganei, ma non solo. Quindi dobbiamo valorizzare la redditività dei nostri agricoltori per far sì che i nostri agricoltori vengono su questi territori e rimangono nei territori, perché loro sono i primi a tutelare il territorio e l'ambiente. Un altro telespettatore scrive come quest'anno, Vicepresidente, come sarà la qualità del vino con tutta quest'acqua che i vitigni hanno preso? Allora, mi sento di rassicurare il nostro telespettatore perché ai primi dati che abbiamo ad oggi la qualità del vino sarà comunque molto elevata, molto buona. Perché l'estate ha tenuto stata calda. Esatto, perché è venuta sì tanta acqua in primavera, fortunatamente l'acqua dai colli scende, però durante l'estate c'è stata una buona estate che ha fatto sì che l'uva potesse maturare. Quindi acini belli dolci. Sì, belli grossi, belli dolci. Però le viti mediamente non sono andate così tanto in stress idrico poi da creare difficoltà, ma sono riuscite a mantenere un livello del grappolo d'uva veramente a livelli molto molto alti, quindi ci aspettiamo veramente un'annata. Una buona annata. Allora teniamo conto di quest'anno. Non è una buona annata invece, Presidente, per le nutrie? Cioè quindi, buona per loro, sì. Sì, allora scendiamo a valle per parlare di questo grosso problema che abbiamo, ulteriore grosso problema, e qui mi riferisco agli allevatori ma anche a... Eccole là, stiamo vedendo. Sì, ma anche agli agricoltori che coltivano cereali nella parte della bassa padovana, ma mi verrebbe da dire in tutta la provincia di Padova, se non in tutto il Veneto addirittura, perché le nutrie, che ricordo essere un animale alieno, che naturalmente non era presente qui da noi. Non è autoctono. Non è autoctono, ovviamente ha trovato un habitat perfetto, non solo per vivere ma anche per proliferare. Anche in queste immagini ci fanno rendere conto di quante nutrie ci sono in spazi relativamente brevi. Questo animale però presenta delle grosse criticità, come tra l'altro mi verrebbe da dire per tutti gli animali che comunque si trovano in natura e non hanno predatori naturali, perché la natura normalmente riesce sempre ad autoregolarsi. Non è il caso appunto degli animali alieni. L'abbiamo visto anche col cimice anni fa, altro problema sul quale eventualmente torno più tardi. Ma parlando di nutrie, le nutrie creano più problemi perché in primis mi viene da menzionare un problema di criticità idraulica. Cioè scavano le loro tane negli argini. Sì, allora lì c'è un problema proprio che vanno a indebolire gli argini, creando rotture. E purtroppo queste rotture e questo indebolimento degli argini, con i fenomeni atmosferici che purtroppo sono in continuo aumento, fenomeni atmosferici che noi definiamo eccezionali, ma che se continua così fra qualche anno dovremo parlare di normalità. Chiaramente un fenomeno atmosferico eccezionale unito a un argine particolarmente debole a causa delle tane e delle nutrie causa poi la rottura dell'argine stesso, allagamenti e danni veramente di inestimabile valore. Ma di cosa si nutrono le nutrie? Cioè vanno anche a intaccare i raccolti o no? Sì, allora loro sono erbivore principalmente, intaccano, ecco, un grosso problema per noi agricoltori, lato positivo per questo animale è che è onnivoro, quindi mangia sia mais che grano, che gli piace tutto. Gli piace tutto. E quindi è proprio per questo è estremamente adattabile, estremamente rustico e quindi riesce a proliferare così tanto, perché se invece mangiasse solo una particolare specie o fosse abbastanza selettivo avrebbe più difficoltà
a riprodursi, mentre per fortuna per loro riescono a farlo con estrema facilità perché appunto si nutrono di tutto. Voglio anche precisare un'altra cosa. Le nutrie però, oltre che mangiare vegetali, vanno a rovinare anche i nidi e le uova in particolare di altre specie che sono, ecco, quelle sì sono naturalmente presenti nel nostro territorio, che però adesso stanno scomparendo proprio a causa della nutria che va a rovinare le uova e i nidi di questi animali. Insomma, ecco. Quindi questo è un problema, sì, al quale... Voi chiedete che cosa, direttore, da questo punto di vista? Per le nutrie, l'eradicazione totale, mi pare di aver capito. Caro Antonini, te che hai dato un messaggio, ma perché non eradichiamo totalmente questo problema dei cinghiali? Io ho detto eradicazione delle nutrie invece dei cinghiali, qua chiedendo ai spettatori. Basta un po' di volontà, perché i colli poi non sono vastissimi. Tutte le volte che faccio un sentiero trovo sempre terreni totalmente dissestati e recinti rotti a causa di questo problema. È una questione politica, è una questione pratica, velocemente? Ma guardi, è una questione né pratica né politica, è una questione di volontà, come ha detto il nostro telespettatore. Oggi vi avere necessità. C'è stata un'ordinanza, c'è un'ordinanza, dobbiamo innanzitutto valorizzare, creare quelle aree di difficoltà che sono già state create all'interno Veneto, sono le 3 aree del Veneto, tra cui noi abbiamo la bassa padovana e anche un po' dell'alta padovana, e su questo noi dobbiamo intervenire con l'eradicazione dei cinghiali. Questo è il punto. Quindi con le province, con i controllori, certo, con tutto questo che dobbiamo inserire. Per quanto riguarda le nutrie c'è una norma regionale già del 2021 per l'eradicazione delle nutrie. Oggi vi è la necessità di intervenire in maniera pesante su questo, già la Regione Veneto ha posto determinati elementi di attuazione, sono 5.000 chilometri per quanto riguarda tutte le nostre strutture diciamo sui fiumi e gli argini che sono in difficoltà. Si deve intervenire. In che maniera? Mettendo là un finanziamento per l'eradicazione delle nutrie. Totale. Quindi si deve finanziare chi va alla caccia delle nutrie e si devono eradicare questo sistema che oggi mette in difficoltà non solo gli agricoltori, ma abbiamo visto mette in difficoltà tutta la cittadinanza, perché quando spacca un argine fa disastri dappertutto. Il tempo è volato, Presidente, grazie di essere stato qui con noi, Direttore anche a lei. Cari telespettatori, scriveteci benissimo, quando però siete del settore e avete delle problematiche consultate la CIA, nella fattispecie CIA Padova ma anche CIA Veneto, in modo che potete avere anche una consulenza, un apporto e soprattutto sollecitare certe dinamiche, certe problematiche direttamente a chi poi cerca di risolverle anche a livello istituzionale e politico. Buon proseguimento, a presto.